Avevano chiesto di scendere dalla Mobizzazza dove erano in quarantena, ma poi sono scappati ben 2 volte dal centro d'accoglienza di Villa Sicania. Niente alcolici dopo le 21 e serrata dei locali alle 24. Questa è la decisione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica con in testa il prefetto di Agrigento. Cantieri lumache in Sicilia, il governatore della regione chiede risarcimento danni all'ANAS. Cammino di Santa Rosalia, un percorso naturalistico-religioso da Palermo a Santo Stefano Quisquina, firmato protocollo. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. 20 tunisini in fuga da Villa Sicania, scoppia di nuovo la protesta siculiana. I migranti dovevano restare all'interno della struttura per effetto della quarantena anti-Covid. Già la scorsa settimana si era registrato un fatto analogo. Vediamo. Sindaco, nuova fuga di migranti dal centro di Villa Sicania e nuova iniziativa di protesta dell'amministrazione comunale. Perché oggi in piazza? Sì, perché non possiamo stare tranquilli, la situazione è estremamente grave. Ripeto, sono fuggiti circa 20 migranti ieri sera e già era successo un'altra volta con 2 o 3 migranti. Quindi lei vede che l'edificio non è idoneo a ospitare, non ha sicurezza e anche se tutelato, tra virgolette, c'è la presenza delle forze dell'ordine, non riescono ad assicurare l'ordine pubblico, questa è la verità, non si riesce ad assicurare l'ordine pubblico, anche perché le finestre, come dico, sono, come ho già detto, si trovano a 1,30 m dal marciapiede della strada e poi devo tra l'altro evidenziare che in atto ci sono dei lavori di ordine. Questo sta a dimostrare che quello che sostengo io, che la struttura non è idonea, quindi se non era idonea prima e stanno cercando ora di correre ai repari facendo dei lavori alla luce degli eventi che si sono verificati. Quindi noi non tolleriamo questa situazione, noi siamo per la chiusura del centro non perché non siamo contenti, perché non è sicuro, perché ci troviamo in un regime di emergenza sanitaria in cui va salvata la quarantena e quindi i posti disponibili, che ripeto, i posti disponibili all'origine sono 99. Questo quando in situazione di normalità, quando c'era il fenomeno dei migranti, erano 99 la struttura poteva ospitare. A maggior ragione oggi che bisogna osservare la quarantena sicuramente verranno ridotti di un 30% questi 99, quindi non può ospitare 100, 130, 150 migranti. Questo sia ben chiaro. Noi andremo avanti, addiremo le vie legali nei confronti di tutti, perché il nostro obiettivo è tutelare la salute dei siculianesi. Non è possibile alle porte di una stagione turistica che si verificano questi eventi. Com'è possibile che ieri sono scappati? Con un'emergenza. Di polizia. Allora questo dimostra ancora una volta che la scelta è inadeguata e che non ci può essere un centro di accoglienza di questa portata all'interno di un centro accoglienza. Oggi la protesta per questa nuova fuga di migranti siculiana, qual è la situazione e perché oggi è qui davanti a questo centro d'accoglienza? Ma questa situazione ormai è sfuggita al controllo. Siamo sempre in presenza ancora di episodi che sostanzialmente mettono a repentaglio la salute pubblica, non è una questione di accoglienza, perché il centro c'è sempre stato e tutto sommato non ci sono mai state manifestazioni razziste o altro. Oggi la situazione sfugge di mano perché ieri sera 20 migranti sono sfuggiti dal controllo e praticamente c'è stata una serata in Far West con la popolazione giustamente impaurita e chiusa in casa. Oggi si chiede da parte del prefetto che ci sia un intervento per una migliore distribuzione dei migranti, anche perché dal punto di vista dell'accoglienza non credo che si possa parlare né di integrazione né di altro, in una situazione in cui una struttura è chiamata ad ospitare un numero molto più elevato della capienza per cui è sottoutilizzata. Quindi oggi si chiede che venga ripristinata la legalità e che venga garantita anche un'accoglienza che dia dignità ai migranti. In consigliere Mazza, oggi questa nuova iniziativa di protesta perché? Perché adesso veramente si è superato il limite, cioè non è possibile, ci invitano alla calma, ci invitano a stare tranquilli, sereni, però di fatto noi siamo in pericolo perché questo centro, al di là di tutto, c'è una libertà di andare, di uscire, se escono da qua dentro la popolazione è a rischio, quindi
basta adesso, Roma si deve svegliare, Roma si deve svegliare e anche il prefetto di Agrigento si deve svegliare. Non è chiaro come l'incidente sul lavoro si sia verificato. C'è però una vittima, Pietro Infusino, nato nel 1958 e dunque 62enne di Licata, che ha perso la vita in contrada Poggio Cuti sulla strada provinciale San Michele che da Licata porta alla zona balneare di Mollarella. Scattato l'allarme, sul posto si sono portati i soccorritori. Per l'uomo però non c'è stato niente da fare. Pare che con un trattore stesse arando il suo terreno per poi verosimilmente perdere la vita. Alcol vietato dalle 21 e locali chiusi a mezzanotte. La decisione è stata presa dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, con in testa la Prefettura di Agrigento. Per l'avvocato Giuseppe Scozzer, il sindaco e il prefetto hanno inferto un colpo mortale all'economia agrigentina. Indignato anche il presidente dell'Associazione Mani Libere, Giuseppe Di Rosa, che attacca Firetto. Ci sono i nostri servizi. Misure restrittive e servizi di controllo saranno attuati dai prossimi giorni tra i luoghi della Movida Agrigentina e della provincia per vigilare su assembramenti di giovani. È la decisione assunta nella giornata di ieri dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza presieduto dal prefetto Maria Rita Cocciufa, con la presenza del questore, dei comandanti dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, del sindaco Calogero Firet e del commissario del Libero Consorzio Comunale Girolamo Alberto di Pisa. Sarà vietato dunque somministrare bevande alcoliche dopo le ore 21 e sarà disposta la chiusura entro le ore 24. Si specifica che il provvedimento è fissato in via sperimentale per tutto il mese di giugno. Una doccia gelata per tutti i gestori e titolari di esercizi pubblici delle zone frequentate da giovani che dopo la profonda crisi causa Covid-19 speravano di poter iniziare a rimettersi in cammino iniziando a lavorare. Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza ha ritenuto in via assolutamente prudenziale, soprattutto dopo la marea di gente nell'ultimo weekend, di adottare un provvedimento restrittivo al fine di evitare assembramenti di persone, specialmente nei luoghi maggiormente frequentati. Si continuerà a far rispettare le indicazioni governative sulla prevenzione del contagio attraverso l'uso delle mascherine e il distanziamento sociale. Saranno pertanto rafforzati i controlli del territorio da parte di tutte le forze dell'ordine nelle località maggiormente interessate all'affluenza di persone, sia nei giorni infrasettimanali e soprattutto nei fine settimana. Stesso provvedimento sarà esteso anche nei comuni della provincia ed in questo senso la prefettura provvederà a segnalare la dovuta attenzione ai sindaci. La decisione presa dal prefetto di Agrigento e dal sindaco Firetto durante il Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico di porre delle limitazioni alla vita serale dei giovani ha suscitato parecchi malumori in città, come ad esempio quella di Giuseppe Di Rosa del Movimento Mani Libere, che afferma come la decisione presa ha sferrato il colpo mortale all'economia agrigentina. Si tratta di un inutile atto di machismo che penalizza oltremodo la nostra terra. Anche l'avvocato Giuseppe Scozzer afferma in una sua nota che quanto deciso darà un colpo mortale alla claudicante economia agrigentina, trasformando il vantaggio ancora una volta in svantaggio. Ma io credo che il sindaco ha buttato col prefetto il bambino con tutta l'acqua sporca. Abbiamo dimostrato noi siciliani, la provincia di Agrigento, la città di Agrigento, un grande senso di responsabilità durante il lockdown. Ai ragazzi è stato detto: ragazzi, ora si può uscire. I ragazzi sono usciti, sono stati in piazza. Evidentemente qualcuno è andato oltre, qualche capannello c'era, ma basta che ci sia un controllo sereno, educato del territorio e tutto questo andava diradato, andava spiegato, andava capito. Ma penalizzare in maniera drastica i commercianti, penalizzare le attività turistiche, gli albergatori, non solo, ma molte aziende che io assisto mi dicono abbiamo ispezioni continue, quasi come se il lockdown o quasi come se il Covid l'avessimo portato noi, e questo credo sia esagerato. Io credo che ora lo Stato debba darsi debba dimostrare uno Stato amico, non uno Stato nemico, uno Stato che accoglie, uno Stato che educa, uno Stato che sia comprensivo delle esigenze dei ragazzi, dei meno giovani, delle aziende, dei commercianti, degli albergatori, dei ristoratori, perché vede,
Questo era il momento in cui noi dovevamo riprendere un cammino bruscamente interrotto 3 mesi fa. Se noi questo cammino avremmo potuto anche riprenderlo prima. Musumeci ha insistito con una politica estremamente ed eccessivamente restrittiva. Noi siamo stati silenti, abbiamo ascoltato lo Stato. Oggi noi avevamo un vantaggio rispetto alle regioni del nord maggiormente colpite. Il nostro vantaggio era che il Covid a noi ci ha sfiorato. La Dea Bendata ha voluto che noi non avessimo questo problema e che questo problema fosse comunque contenuto. Perché il problema del Covid, chiaro, non è tanto quello del fatto che la pandemia è stata quello che è stata. Il problema è averlo potuto o meno controllare. Oggi è sotto controllo, oggi è un percorso farmacologico, riesce a controllare. Allora perché dobbiamo oltremodo serrare le fila e penalizzare un popolo che già è stato penalizzato di suo e che continua a pagare prezzi altissimi? Ecco perché io non condivido la decisione del sindaco, non condivido la decisione del prefetto e io credo che vada revocata, perché questo è il colpo mortale ad un'economia claudicante, in grande difficoltà, un'economia che stenta a ripartire. Stamattina uno degli albergatori è uno di quelli che hanno l'attività di ristorazione a mare, ha detto io dovevo aprire giorno 6 giugno, ovviamente non apro più. Che senso ha aprire in queste condizioni? Bene, abbiamo azzerato quella piccola ripresa che ognuno voleva e stava cercando di portare avanti. Avvocato, scusi, per chiarezza, il provvedimento riguarda solo la città di Agrigento, vero? Per quello che ho potuto leggere dai giornali, sì, riguarda la città di Agrigento, perché nel weekend hanno visto dei ragazzi che stavano a San Leone a parlare, che stavano forse a Piazza Cavour a parlare, allora questa cosa ha innervosito qualcuno. Io dico, siete andati nei ristoranti? Avete visto cosa c'era nei ristoranti? C'erano 2 tavoli, 3 tavoli impegnati. La gente continua a starsene a casa perché ha ancora questa sorta di timore. La gente si sta dimostrando responsabile. I ragazzi a volte sono un po' meno responsabili, ma va loro spiegato che quel tipo di vita per il momento non è opportuno farlo. Ma cosa c'entra l'attività di ristorazione? Cosa c'entrano gli albergatori? Cosa c'entrano le attività commerciali per essere così tanto penalizzate? Io credo che noi in questo momento abbiamo bisogno di aiuto, quell'aiuto che lo Stato ha detto di darci ma che non arriva, che stenta a arrivare, quell'aiuto che avrebbe dovuto essere una linfa di sopravvivenza, ma che abbiamo visto alla Regione, questa linfa di sopravvivenza è stata interrotta da una burocrazia lenta e svogliata, per usare questo. È comodo stare smart working da casa e lavorare quando ti pare e piace e forse anche non lavorare. Il posto fisso è un problema, lo è stato sempre, la fissità del posto, come diceva Checco Zalone. Ebbene, tutto questo crea grande disagio, grande rabbia in chi deve ogni giorno, prima di alzarsi, capire come riuscirà a portare avanti i propri bisogni della propria famiglia, dei propri dipendenti e delle proprie attività. In un giorno più di 100, per l'esattezza 116 pazienti guariti e solo 83 persone ancora ricoverate, ma su 2.613 nuovi tamponi risultano 5 contagiati in più, mentre si registra una nuova vittima. Sono questi i dati del bollettino della Regione sui casi di coronavirus, che quindi si mantengono stabili con numeri al momento incoraggianti. Cassa integrazione, l'allarme dei consulenti del lavoro, metà dei dipendenti siciliani attende ancora. Lello Casesa. La regione siciliana accende la mice e l'Inpis la fa esplodere. Il motivo è la mancata erogazione della cassa integrazione non ancora incassata da migliaia di siciliani. Più della metà dei lavoratori, scrive il presidente dell'ordine palermitano Antonino Alessi, ancora non ha ricevuto alcuna indennità dopo 3 mesi di fermo produttivo. Il peggio deve ancora arrivare. Da lunedì la metà dell'intera platea di 130.000 soggetti, spiega ancora Alessi, corre il rischio di restare senza alcuna forma di reddito fino a settembre. Gli uffici regionali da una parte esultano per aver completato quasi tutte le pratiche ricevute, oltre 40.000, oltre 31.000 già trasmesse nelle ultime 2 settimane. Dall'altra la direttrice Inpis in Sicilia, che dichiara: apprendiamo che gli uffici regionali hanno completato l'esame di ben 43.880 istanze, è un dato senz'altro positivo, dal quale si ricava che nei prossimi giorni dovrebbero transitare ai nostri sistemi altre 13.500 domande. Aspettiamo con ansia, in sintesi.
La CIG in deroga, scrive Alessi, ha coperto un primo periodo di 9 settimane, per alcuni da febbraio a fine aprile, ma il successivo periodo di 5 settimane deve ancora essere richiesto dalle imprese all'Inps e coprirebbe fino a fine maggio. Il prossimo periodo di 4 settimane potrà essere fruito solo tra settembre e ottobre, sempre che sarà trovata la copertura finanziaria. Ciò significa, spiega Alessi, che per tutta la durata dell'estate ci sarà un buco non coperto da alcuna indennità. Per bar, ristoranti, commercio e artigiani c'è il concreto rischio di essere costretti a mantenere in organico personale in esubero a casa e senza retribuzione. Se non sarà prevista una deroga al decreto rilancio in Sicilia, decine di migliaia di lavoratori quest'estate non avranno accesso ad alcuna forma di reddito. La questione della cassa integrazione scoppia mentre all'Assemblea regionale siciliana i deputati della maggioranza salvano il loro assessore al lavoro Scavone, processato politicamente dall'opposizione per i ritardi sui pagamenti ai lavoratori siciliani per la cassa integrazione. È partita anche in Sicilia l'indagine Siero prevalenza sul coronavirus. L'iniziativa è stata avviata su scala nazionale. Il nostro direttore Arturo Cantella. Anche in Sicilia è partita l'indagine di Siero prevalenza sul coronavirus. Il Ministero della Salute e l'Istat, in collaborazione con le regioni e la Croce Rossa Italiana, hanno avviato un'indagine di sieroprevalenza dell'infezione da virus SARS-CoV-2, o meglio conosciuto come Covid-19, per capire quante persone nel nostro paese abbiano sviluppato gli anticorpi al nuovo coronavirus anche in assenza di sintomi. Il test verrà eseguito in tutta Italia su un campione di 150.000 persone residenti in 2.000 comuni, distribuite per sesso, attività e classi di età. Gli esiti dell'indagine, diffusi in forma anonima e aggregata, potranno essere utilizzati anche per altri studi scientifici e per l'analisi comparata con altri paesi d'Europa. Per ottenere risultati affidabili è utile fondamentalmente che le persone selezionate per il campione aderiscono. Le persone verranno contattate al telefono dagli operatori della Croce Rossa Italiana tramite un numero telefonico che inizia con 06 55 10 per fissare un appuntamento in uno dei punti prelievo individuati dai comitati della Croce Rossa territoriali presso le sedi delle ASP, guardie mediche e altre posti per eseguire un piccolo prelievo di sangue, e potrà essere eseguito anche a domicilio se il soggetto è fragile o vulnerabile. La Regione, tramite le aziende sanitarie provinciali, comunicherà l'esito dell'esame a ciascun partecipante residente nel territorio. La riservatezza dei partecipanti sarà mantenuta per tutta la durata delle indagini. In Sicilia sono ben 11.183 le persone selezionate dall'Istat. Sono 120 i comuni interessati all'indagine. Nella nostra provincia, quelli di Agrigento, Cammarata, Canicattì, Favara, Licata, Racalmuto, Porto Empedocle, Palma di Montechiaro, Ravanusa, San Giovanni Gemini, Sciacca e Siculiana. Come fare a combattere l'epidemia? Conoscendola meglio. È iniziata l'indagine sierologica che darà risposte più precise sul nuovo coronavirus. Se fai parte del campione selezionato dall'Istat, sarai contattato dalla Croce Rossa Italiana. Basta un semplice prelievo di sangue per verificare se hai sviluppato gli anticorpi e fornire a medici e ricercatori nuove informazioni sull'epidemia per sconfiggerla prima. Italia, insieme, possiamo. Via libera ai nuovi reparti ospedalieri, tra i quali malattie infettive e chirurgia plastica a San Giovanni di Dio di Agrigento, ma anche l'istituzione di 3 unità operative semplici dipartimentali di senologia, oncoematologia e traumatologia, sempre all'ospedale di Contrada, consolida dopo 6 mesi di rimbalzi fra Agrigento e Palermo, durante i quali il precedente dirigente Giorgio Giulio Santonocito ha lasciato l'ASP. La direzione è stata assunta da Alessandro Mazzara. L'atto aziendale dell'ASP è stato approvato dalla Giunta regionale ed è stato pubblicato ieri. Maxi operazione Waterfront, 22 gare d'appalto truccate, 63 arresti e 103 milioni di euro sequestrati, coinvolti anche 4 persone della provincia di Agrigento. C'è il servizio. Ci sono anche imprenditori agrigentini coinvolti nella maxi operazione Waterfront, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria ed eseguita all'alba dalla Guardia di Finanza, che ha coinvolto 63 persone.
4 di loro sono vecchie conoscenze, in quanto già raggiunti da ordinanza di custodia cautelare nel gennaio 2017, nel primo filone d'inchiesta, l'operazione Cumbertazione, che aveva fatto luce su un'influenza nel settore degli appalti della potente famiglia di 'ndrangheta di Piromalli. Si tratta di imprenditori di Cammarata, Francesco Migliore 59 anni, Filippo Migliore 50 anni, ex presidente del Camarat Calcio ed ex consigliere comunale, e gli imprenditori di Santo Stefano Quisquina, Alessio Lacorte 36 anni e Vito La Greca 39 anni. Tutti sono finiti gli arresti domiciliari questa mattina. 63 le persone coinvolte nella maxi operazione coordinata dal procuratore di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri, denominata Waterfront, è l'epilogo delle indagini sull'ala imprenditoriale dei Piromalli. Dagli accertamenti, infatti, è emersa l'esistenza di un cartello composto da imprenditori e pubblici ufficiali ritenuti responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla turbativa d'asta, aggravata dall'agevolazione mafiosa, frode nelle pubbliche forniture, corruzione ed altri reati. Sono 11 funzionari pubblici coinvolti. In 14 sono finiti gli arresti domiciliari, l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per altri 20 indagati, sono 29 divieti temporanei di esercitazione di attività imprenditoriale. Gli appalti pilotati sarebbero almeno 22 per un valore di oltre 100 milioni di euro per favorire l''ndrangheta. Oltre 500 finanzieri del comando provinciale di Reggio Calabria hanno dato corso a provvedimenti cautelari nelle province di Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza, Vibo Valentia, Messina, Palermo, Trapani, Agrigento, Benevento, Avellino, Milano, Alessandria, Brescia, Gorizia, Pisa, Bologna e Roma. In questo contesto l'autorità giudiziaria ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di circa 9,5 milioni di euro su beni immobili, quote e azioni di società, rapporti bancari, finanziari, assicurativi, intestati a 7 indagati. Circa 15.000 euro per garantire l'andamento dei lavori a un'impresa. L'architetto Vincenzo Caruso, 65 anni, funzionario del Genio Civile di Caltanissetta, ex direttore del Museo Luigi Pirandello di Agrigento ed ex soprintendente dei beni di Caltanissetta, è stato posto agli arresti domiciliari dai carabinieri di Caltanissetta con l'accusa di tentata concussione. L'ordinanza è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta. Secondo la ricostruzione degli investigatori, in qualità di direttore dei lavori, avrebbe preteso da un imprenditore nisseno, anche con minacce, una tangente di 15.000 euro per non ostacolare il regolare andamento dei lavori. Era stata la vittima a presentare una denuncia e dare così avvio alle indagini coordinate dalla Procura di Caltanissetta. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Cantieri Lumaca in Sicilia, il governatore Nello Musumeci chiede risarcimento all'ANAS. Vediamo. Un vero e proprio fallimento. Abbiamo atteso 2 anni e mezzo, ma se le opere pubbliche, se i cantieri rimangono fermi, se per tirare su il pilone del ponte Imera non bastano 5 anni, mentre a Genova in 1 anno il ponte Marandimo può essere ricostruito, è chiaro che c'è qualcosa che non funziona. Noi non siamo più disposti ad accettare questo atteggiamento. Con l'assessore Falcone e con la Giunta abbiamo promosso un'azione legale. Il 15 di giugno formalizzeremo la richiesta di danno d'immagine e danno economico. Sicuramente colpevolmente inadempiente l'ANAS nei confronti della Sicilia, di questo meraviglioso territorio. Avrebbe potuto fare molto di più. 2 miliardi e 200 milioni nelle sue casse che rimangono ancora bloccate. Da 10, forse da 15 o addirittura 18 anni. Una per tutte. La circonvallazione di Gela venne finanziata nel 2003 300 milioni di euro. Il primo progetto del 2005, ancora a distanza di 15 anni da quel lontano 2005, abbiamo appena un progetto definitivo, ma potremo continuare con la Mazzara Marsala, potremo continuare con la Catania Gela, che è soltanto una chimera, e così come tante altre, la Agrigento Palermo o la Caltanissetta Agrigento, i cui lavori rimangono bloccati ancora al settembre 2018, mancano ancora 150 milioni di euro da spendere e nulla si muove, e l'impresa che dovrebbe essere cacciata invece ancora rimane ancorata al lavoro e con
lavoro tutto bloccato. Ecco perché è diventato assolutamente insopportabile, ecco perché il Presidente Musumeci e il suo governo abbiamo deciso di fare un'avvertenza per chiedere da un lato un risarcimento danni, ma dall'altro lato chiediamo al governo nazionale di darci la responsabilità di queste opere, di 10 opere di cui chiediamo il commissariamento, perché sia il governo dei siciliani a realizzare tutte queste iniziative di opere pubbliche che diventano strategiche per la nostra economia e il nostro sviluppo. Toponomastica, il comune di Agrigento ha ricevuto il via libera da parte della prefettura rispetto all'ipotesi di intitolazione di alcune strade cittadine. Carmelo Lentini. A quasi 15 anni dalla sua dipartita, il comune di Agrigento ha deliberato di intitolare una strada della città dei Templi all'indimenticato Gian Campione, che nel 1999 gli fu conferito dalla regione siciliana un attestato di benemerenza come ambasciatore della canzone siciliana nel mondo, per la valida e significativa divulgazione nel mercato discografico della canzone popolare siciliana. La nuova via Giancampione è stata assegnata nel suo quartiere di origine, dove nacque nel 1946, al posto della traversa Ortolani nelle adiacenze del vecchio mercato di piazza Ravanusella. Anche molti altri agrigentini che si sono distinti nella storia cittadina saranno ricordati nella nuova toponomastica di Agrigento. Ci sarà via Marica Caruselli, già presidente della provincia tra il 1990 e il 1993, al posto di via Ariosto al villaggio Mosè. Ci sarà anche via Monsignor Domenico De Gregorio nel centro storico tra la via Cobaitari e largo Lorenzo Vella al posto di via Belvedere. Cortile Calogero Ravenna, maestro autore di un'antologia di scuola primaria al posto di Cortile San Filippo. Via Salvatore Montes, fondatore prima industria grafica di Agrigento, che stampò tra le altre cose le memorie storiche di Agrigentine e di Giuseppe Picone, al posto di via Bologna a Giardina Gallotti. Via Michele Giammusso, ingegnere che realizzò ad Agrigento alcuni palazzi liberty come l'Agenzia delle Entrate, al posto di via Firenze sempre a Montaperto. Poi ci sarà anche via Libertino Alaimo, medico, al posto di via Napoli a Montaperto. Via Giovanni Inghilleri, baritono, al posto di via San Matteo a Montaperto. Vicolo Torino Uffreduzzi, medico chirurgo, al posto di vicolo Gozza sempre a Montaperto. Via Maestri del Lavoro nell'area tra la via Lido di Camaiore e via Alfonso Celi. Via Dino Varisano, attivista laico diocesano che collaborò alla creazione di centro studi diocesano di formazione sociale e politica al posto della via Rolando Lanari e la seconda traversa di via Nicolas Green, via Apelle Politi tra la via Ulisse incontrata Maddalusa fino alla Campagna. Non sono stati dimenticati scrittori, cantautori e giornalisti come via Maria Grazia Cutuli a Zingarello al posto della via delle Rose, via Peppino Impastato in via Cesare Battisti a Giardina Gallotti, via Fabrizio De Andrea al posto di via Roma Montaperto. Anche la locale prefettura ha avallato la nuova toponomastica che ha interessato per la maggior parte dei casi la periferia di Agrigento. La discarica a cielo aperto di Zingarello, quartiere di Agrigento, aveva sollevato proteste e polemiche questa mattina. Secondo quanto fatto sapere dall'assessore all'ambiente e all'ecologia Nello Amel, il problema della raccolta dei rifiuti nella località Zingarello è stato avviato a soluzione. Nella prima fase, dice Amel, partirà da oggi, giovedì 28 maggio, un furgone con un addetto alla raccolta che sosterrà nell'area dove erano posizionati i cassonetti stradali per consentire ai residenti di conferire rifiuti secondo il calendario della differenziata. L'orario di conferimento sarà dalle ore 10:30 alle ore 12 tutti i giorni, tranne la domenica. Contestualmente, prosegue Amel, si procederà alla bonifica della discarica. Il problema è, sottolinea Mariamico, che gli abitanti dovrebbero portare i propri rifiuti al camion dalle 10:30 alle ore 12. E chi lavora in quell'orario cosa deve fare? Si chiede Mariamico.
Cammino di Santa Rosalia, accordo regione diocesi, 187 km tra strade e sentieri, un percorso naturalistico religioso legato alla Santa Patrona di Palermo che parte da Monte Pellegrino fino all'eremo di Santa Rosalia a Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento. I dettagli nel servizio. Sarà valorizzato il cammino di Santa Rosalia. Un accordo regione-diocesi prevede di promuovere il percorso naturalistico religioso legato alla Santa Patrona di Palermo. Un cammino di 187 km tra strade ferrate, ex trazzere e sentieri immersi nella natura. L'intesa è stata raggiunta con la firma di una convenzione nella sede della Curia del capoluogo siciliano, alla presenza del Presidente della Regione. A sottoscrivere l'accordo 4 assessorati e altrettante istituzioni ecclesiastiche. Il percorso si sviluppa dal santuario di Santa Rosalia di Monte Pellegrino fino all'eremo di Santa Rosalia alla Quisquina, in provincia di Agrigento, e viceversa, attraversando varie aree naturalistiche. Il cammino di Santa Rosalia racchiude in sé cultura, natura, bellezza e identità. Un percorso che rappresenta una grande opportunità per valorizzare il territorio siciliano, ricco di storia, cultura e tradizioni religiose. A essere coinvolti sono 14 comuni dell'entroterra siciliano: Palermo, Monreale, Altofonte, Piana degli Albanesi, Corleone, Campofiorito, Bisacquino, Contessa Entellina, Chiusa Sclafani, Burgio, Palazzo Adriano, Prizzi, Castronovo di Sicilia e Santo Stefano Quisquina. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.